Amici viaggiatori, ben trovati a un nuovo appuntamento con Viaggiando Viaggiando. Siamo sempre ospiti della provincia di Treviso. Oggi andremo alla scoperta di Castelfranco Veneto. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Io per iniziare questo viaggio alla scoperta di Castelfranco Veneto ho il piacere di avere qui al mio fianco Giancarlo Saran, assessore alla cultura e al turismo. La nostra domanda di rito, assessore, noi quando andiamo in una nuova località per scoprire, chiedo sempre alla persona che mi accoglie da questo punto di vista, naturalmente io la ringrazio, perché un nostro telespettatore deve scegliere Castelfranco Veneto per passare qualche giorno di vacanza o per un'escursione fuori porta? Perché Castelfranco ha delle unicità che vanno scoperte, conosciuta all'inizio come città murata fino a metà del Novecento, poi grazie alla incredibile mostra sul cinquecentenario del Giorgione è stata ormai definita come città del Giorgione. Però in realtà forse pochi sanno che Castelfranco Veneto è uno dei pochi luoghi che può vantare una serie di eccellenze sparse nei secoli dello scorso millennio. Quindi abbiamo l'eccellenza medievale, vale a dire queste mura che abbiamo dietro di noi, abbiamo l'eccellenza rinascimentale di un Giorgione che non ha certo bisogno di presentazioni, anche se qua ci saluta senza il pennellone che è scomparso in Storie da Tregenda tempo fa. E poi però anche è una città che ha importanti testimonianze illuministiche, tanto ne è prova il teatro accademico, e poi anche abbiamo un'eccellenza dell'età romantica che è il compendio di Parco e Villa Revedin Bolasco. Ricordo che il Parco Bolasco, 8 ettari, è uno dei parchi storici più importanti del nord Italia. Sì, assessore, io veramente sono rimasto a bocca aperta. Naturalmente noi quando arriviamo in una località facciamo subito un piccolo sopralluogo per decidere. Qui veramente non sapevamo cosa fare per scegliere i luoghi da proporre e quindi dico già subito, prima di iniziare il nostro viaggio, assessore, che noi sicuramente questo vuole essere un piccolo assaggio per tutti i nostri telespettatori, perché è un luogo che dà veramente molti spunti da un punto di vista storico, da un punto di vista culturale. Poi tra l'altro in questa è una zona che si mangia benissimo. Sì, questa è una zona dove si mangia bene. Ricordo però un inciso che è molto importante per inquadrare Castelfranco in un suo contesto più completo, vale a dire che è uno dei 3 luoghi che permettono di avere un collegamento ferroviario molto comodo con Venezia. Perché a parte Treviso, Padova, Castelfranco è il luogo ideale per collegarsi a Venezia. Tutti sappiamo che a Venezia è facile entrare ma è difficile uscire. C'è un turismo delle città d'arte che sempre più sta valorizzando l'entroterra, va a vedere Venezia come meglio comodo, quindi in treno è la forma più efficace, e poi nell'entroterra può permettersi di vedere tutto il resto. Torno all'enogastronomico, che è importante. Forse pochi sanno che la regione del Veneto è la prima per turismo inteso in senso generale, ma è la terza per il turismo enogastronomico. Sempre di più il turismo enogastronomico fa la differenza per scegliere una meta piuttosto che l'altra. Quindi ricordo che Castelfranco Veneto ha queste diverse eccellenze di cui abbiamo appena parlato, però anche a Castelfranco Veneto e nella Castellana in generale si può mangiare bene durante tutto l'arco dell'anno, perché è vero che siamo terreno di produzione del radicchio variegato di Castelfranco, che poi è gemellato con il radicchio rosso di Treviso, ma qui c'è una importante tradizione di consumo sia dell'asparago che dei funghi. Quindi è una meta ideale per un weekend delle città d'arte, per un weekend alla scoperta del territorio, per un weekend alla scoperta della nostra millenaria civiltà che si esprime come poche qui a Castelfranco Veneto.
Ci troviamo all'interno delle mura di Castelfranco Veneto, al mio fianco Silvia Benetton del Museo Casa Giorgione. Alle nostre spalle, tra l'altro, Silvia, abbiamo il bellissimo Duomo di Castelfranco. Sì, il Duomo di Castelfranco, che è stato costruito su progetto di Francesco Maria Preti a metà del Settecento e che ospita al suo interno la famosa Pala di Castelfranco di Giorgione, il nostro pittore. Che tra l'altro è uno dei gioielli proprio che si possono vedere e visitare qui a Castelfranco. Io direi a questo punto di andarla a scoprire assieme. Siamo all'interno del Duomo di Castelfranco, lo potete già ammirare alle nostre spalle, questo possiamo dire capolavoro. Sì, sicuramente. La Pala del Giorgione è una delle opere più celebri del nostro pittore e tra l'altro si trova ancora oggi nella sua collocazione originaria. Giorgione utilizza una tecnica particolare, la cosiddetta pittura tonale, che permette tra l'altro di dare effetti di luce e ombra al colore, con effetti di straordinario realismo, come si può notare tra l'altro dal mantello della Vergine, di un rosso così vivo, e utilizza un particolare iconografico importantissimo, utilizza come sfondo scenografico il paesaggio. E questo permette di avvolgere le figure della Madonna e dei Santi in una luce atmosferica molto calda. Tra l'altro questo ci ricorda anche il rinnovato interesse per la natura che si poteva respirare nel clima culturale di quegli anni e manifesta il legame con tutto l'entourage di Caterina Cornaro, a cui tra l'altro apparteneva anche Tuzio Costanzo, che è il committente della Pala. Non a caso un sarcofago di porfido rosso è al centro dell'opera e ci ricorda la morte del figlio del committente. Lo stemma della famiglia Costanzo vuole infine sottolineare l'alta dignità di questa famiglia. Silvia, ci siamo spostati dalla chiesa, abbiamo visto quest'opera del Giorgione veramente spettacolare e siamo qui a fianco proprio al Duomo di Castelfranco, dove è stato allestito pochi anni fa Casa Giorgione. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori di cosa si tratta? Certo. Il Museo Casa Giorgione è stato aperto nel maggio del 2009 su progetto dello studio Dal Pias, curato in particolare dall'architetto Daniele Dal Pos, e ha come obiettivo quello di documentare ai turisti, in particolar modo, ma anche alla città, le due opere di Giorgione che si trovano qui a Castelfranco, la Pala che abbiamo ammirato poco fa e il Fregio di Giorgione che si trova qui al primo piano di questo museo. Si vuole far avvicinare il visitatore alla figura di Giorgione, alle sue opere, proprio a partire dal Fregio e dalla Pala. È un museo che tenta di far rivivere, di far respirare l'atmosfera culturale dell'epoca di Giorgione, quindi ci troviamo tra fine 400 e inizio 500. Grande successo all'apertura, quali sono i grandi progetti per i prossimi anni?
Già da dicembre di quest'anno sono partiti tutta una serie di laboratori didattici, attività didattiche rivolte ai bambini, ai ragazzi, anche alle scuole, e una serie anche di eventi culturali. Il museo è stato sede di mostre d'arte contemporanea e non solo, la più recente aperta a novembre si è riferita al Risorgimento castellano, e per il futuro ci auguriamo, insomma, di poter potenziare queste attività didattiche e ospitare altri eventi, insomma. Vogliamo dare delle informazioni di servizio ai nostri telespettatori, l'orario d'apertura, quando si può venire a visitare questo museo? Noi siamo aperti tutti i giorni dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30, escluso lunedì, e la domenica con orario continuato dalle 10 alle 19. I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are alive, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids they dance, all the kids all laugh until morning morning feels another life. I turn the music up, I'm on a roll aside and hammer this inside. Ho il piacere di incontrare Carlo Simeoni, direttore del Teatro Accademico. Parliamo a questo punto delle mura. Bene, noi di Castelfranco amiamo dire che 4 sono i simboli che rappresentano la nostra città al cospetto del visitatore. Il primo è certamente Giorgione, il famoso pittore che ha lasciato una grande perla con la sua pala nel nostro Duomo. Un altro è il leone della Torre Civica, che simboleggia i 4 secoli e mezzo di dominazione veneziana. Uno, perché no, è il radicchio variegato di Treviso, il nostro ambasciatore presso le cucine di tutto il mondo, ma soprattutto quello che ci rende subito raggiungibili e subito identificabili sono le nostre bellissime mura, che sono state edificate tra il 1198 e il 1202 dalla città di Treviso, che ha voluto costruire questo borgo franco per difendersi dai nemici di Padova e di Vicenza. E questo castello, con le sue bellissime mura smerlate, ancora oggi riassume un po' proprio l'identità e l'orgoglio di essere cittadini di Castelfranco. E con l'orgoglio dei cittadini di Castelfranco ritorneremo fra pochi istanti, subito dopo la pubblicità, rimanete con noi. Turn the music up, I got my records on. From underneath the rug, I'll sing a rebel song. Don't wanna see another generation drop. I'd rather be a comma than a full stop. Maybe I'm in that. Io mi trovo a questo punto con Carlo Simeoni, direttore del Teatro Accademico di Castelfranco. Una vera scoperta, un vero gioiello proprio nel cuore di Castelfranco Veneto. Uno entra e si trova un museo ad occhi aperti, cioè meraviglioso. Siamo, come giustamente hai detto, nel Teatro Accademico di Castelfranco Veneto. Il teatro è stato costruito a metà del Settecento su disegno di Francesco Maria Preti, che era
già un illustre architetto concittadino, ed è stato costruito su volontà di una cerchia di studiosi che faceva capo alla famiglia dei Riccati. Era una organizzazione molto ben strutturata, vorrei dire quasi a livello europeo, perché sentirono proprio in quegli anni il bisogno di avere un luogo di prestigio, di costruire un luogo di prestigio per sé e per tutti gli studiosi che venivano in visita. Quindi crearono questa struttura e dissero all'architetto esattamente secondo quali criteri avrebbe dovuto realizzarla. Il primo criterio è stato quello di creare una struttura a pianta quadrata. Infatti il centro dell'attenzione doveva essere rivolto verso l'interno di quella che noi oggi chiamiamo platea, piuttosto che palcoscenico, esigenza successiva e ottocentesca. La seconda grande regola che ha dettato la costruzione di questo luogo è una regola matematica studiata proprio da uno degli scienziati di questa cerchia, che si chiama media armonica proporzionale, e che, mettendo in proporzione le 3 dimensioni della sala, fa sì che in tutti i luoghi del teatro l'acustica risulti assolutamente perfetta. Però la vera unicità, quello che lo rende un unicum nel panorama dei teatri storici italiani, è il fatto che questo è un teatro emeronizio, cioè è stato costruito in maniera tale da poter essere utilizzato di giorno con la luce del sole e non solo di sera o di notte con l'illuminazione artificiale. Non guasta ricordare infatti che nel Settecento illuminazione artificiale voleva dire candele e torce, cose che tra l'altro hanno determinato il deterioramento del primitivo soffitto. Quindi 3 elementi di originalità, 3 ottimi motivi per una visita a questo straordinario e unico teatro. Direttore, un teatro che ha avuto, possiamo definire, 3 nascite. Naturalmente è proprio la definizione esatta questa. Il teatro è nato per la prima volta a metà del Settecento, come abbiamo visto, però dopo è stato trasformato ed è stato reso visivamente come lo vediamo oggi a metà dell'Ottocento. Infatti, per opera della borghesia, in quel momento cittadina, che voleva assolutamente portare il grande spettacolo all'italiana anche nella nostra città, cioè l'opera lirica, il teatro è stato completamente trasformato ed è stato reso quello che oggi possiamo vedere con gli occhi. Tutto l'ornato, tutti i materiali e anche la disposizione, che adesso è rivolta verso il palcoscenico, mentre all'inizio, ricordiamo, era rivolta verso il centro della platea, è la disposizione ottocentesca. Infine, negli anni 70 del secolo scorso, dopo quasi un secolo, vorrei dire, di abbandono e di incuria, il teatro è stato definitivamente restituito alla cittadinanza, è stato ristrutturato per opera dell'amministrazione comunale ed è stato reso il gioiello veramente della cultura cittadina come lo possiamo considerare oggi. Sì, però vogliamo fare una precisazione. Io prima, quando ho fatto la premessa, ho detto un po' un museo meraviglioso, però è un museo per la bellezza e per gli ornamenti e per questo sipario storico che vediamo alla nostra sinistra. Però ricordiamo che è un teatro vivo questo, un teatro che viene utilizzato oggi con una meravigliosa, tra l'altro, rassegna teatrale. Benissimo, il teatro è nato per essere una struttura bivalente, come abbiamo sentito, per poter essere usato di notte e anche di giorno, e anche al giorno d'oggi lo possiamo definire una struttura bivalente, perché è sì un museo, o meglio un luogo d'arte meraviglioso che può essere visitato dal pubblico, ma soprattutto è un grandissimo contenitore di eventi. Nella nostra stagione teatrale contempliamo almeno 200 giorni di spettacolo all'anno, che per una città come la nostra è veramente un piccolo record. Abbiamo una stagione di prosa di altissimo livello, abbiamo la musica con la M maiuscola, grazie alla presenza del conservatorio che sforna continuativamente talenti di vaglio, e grazie a tutti gli artisti che girano attorno a queste interessanti realtà. Siamo ormai alla fine del nostro viaggio, abbiamo parlato in questa puntata, come avete visto, di arte, di storia, di tradizione, però vogliamo parlare anche di natura. Infatti proprio a 2 passi dal centro storico c'è quest'oasi veramente molto bella. Quest'oasi è una meraviglia della nostra città,
Siamo nel compendio di Villa Revedin Bolasco, abbiamo la villa alle nostre spalle, ma soprattutto davanti a noi si espande questo gigantesco parco che è stato costruito a metà dell'Ottocento e che è veramente ha la vocazione per essere il polmone verde della nostra città, ma non tanto inteso come luogo per giochi di bambini o per puro divertimento familiare. Questo è un giardino storico, quasi un giardino botanico ricco di piante straordinarie, come si possono vedere anche qua vicino, che è veramente uno dei grandissimi patrimoni botanici della nostra intera regione. Tra l'altro proprio alle nostre spalle si vede uno specchio d'acqua, un piccolo stagno. Questo in realtà noi vediamo una piccola parte dello stagno, questo è uno stagno enorme che è stato costruito sfruttando l'acqua che entra in questo compendio e che dava acqua appunto alle antiche peschiere della villa del primitivo insediamento del Cinquecento. Una cosa molto caratteristica e molto bella è stato che nell'Ottocento, quando è stato disegnato il giardino storico, una particolare cura è stata posta nella piantumazione delle essenze proprio nella vista dal lago. Tutto il compendio e il parco doveva essere bello sì per essere camminato, ma ancora più bello perché il conte potesse portare i suoi ospiti in barca e raggiungere con la barca l'altro capo del parco, dove c'è un luogo meraviglioso che tra qualche minuto riusciremo a vedere. Direttore, l'aveva detto lei poc'anzi, una cosa sorprendente all'interno di questo parco, possiamo definirla un'arena circondata da delle statue? Sì, è un po' riduttiva questa definizione, comunque questo dà il senso della grandissima passione che aveva Francesco Revedin, il protagonista della costruzione della villa e anche di tutto il parco, per il suo primo grande amore, credo che fossero i cavalli. Solo il fatto di aver sistemato questa straordinaria collezione di statue di Orazio Marinali testimonia il fatto di quanto amasse questi animali e la scuderia della villa lo attesta altresì. Parliamo di grandi manifestazioni, di grandi eventi in programma qui a Castelfranco nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Beh, devo dire che anche il luogo dove ci troviamo adesso sarà protagonista negli eventi della nostra programmazione estiva. Abbiamo in programma nella seconda decade di giugno il Bolasco Legge, che è un festival della letteratura con alcuni nomi molto interessanti del panorama letterario italiano, a cui farà seguito Castelfranco Film Festival, una inedita iniziativa cinematografica proprio qua all'interno della villa. La nostra estate proseguirà con molti altri eventi, dal festival show a concerti di tutti i tipi, dando continuità a quel senso di universo rutilante di organizzazione di eventi culturali che caratterizza da sempre Castelfranco. C'è un sito internet per avere delle informazioni? Naturalmente www.comunedicastelfrancoveneto.it. Grazie ancora per la grande ospitalità, è stato veramente un piacere scoprire assieme tutti questi gioielli che la vostra città offre. Io invito tutti quanti voi telespettatori a venire a fare una gita fuori porta qui a Castelfranco Veneto, anche per l'ubicazione. L'abbiamo detto un po' all'inizio con l'assessore alla cultura e al turismo. Il Castelfranco è vicinissimo a Padova, è vicino a Bassano del Grappa, vicino a Vicenza, vicino a Treviso, proprio 2 passi per scoprire un gioiello veramente incredibile. Per noi siamo arrivati anche oggi alle battute finali di questo appuntamento. Voglio ricordarvi che, come di consueto, anche questa puntata la potrete rivedere nei prossimi giorni sul nostro canale di YouTube Telechiara Produzioni, oppure cliccando semplicemente su qualsiasi motore di ricerca il nome e cognome del sottoscritto, quindi Piero Brazzale. La settimana prossima inizieremo un viaggio, ripercorreremo assieme l'ultimo mese di programmazione con 2 speciali, uno dedicato tutto a Treviso e invece uno tutto dedicato alla provincia, quindi ritorneremo, se così si può dire, qui in questi luoghi, anche se vi prometto già da adesso, lo prometto anche a lei direttore, è stata talmente una piacevole scoperta che sicuramente nei prossimi mesi torneremo, perché abbiamo in queste puntate voluto fare una breve introduzione alla città, però ci sono dei luoghi veramente che vale la pena soffermarsi e visitarli assieme per scoprirli
nel dettaglio, perché ci sono veramente dei luoghi belli che è giusto tornare a approfondire. Con questo è veramente tutto, ringrazio Marca Treviso per il consorzio, naturalmente per la parte organizzativa e per l'ospitalità, ringrazio tutte le persone che sono intervenute, ringrazio tutti quanti voi naturalmente che ci seguite sempre con tanto affetto. L'appuntamento con noi fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate con noi.